Buongiorno a tutti, amici ascoltatori, amiche ascoltatrici, telespettatori, telespettatrici. Stavo pensando ai suoi che fanno corsi accelerati di apprensione del vino. Noi abbiamo scelto praticamente un'altra strada, quella di andare dai produttori. Io ho la Toscana vicina, il Chianti in modo particolare, quindi ogni volta un po' con i Super Tuscan, un po' invece coi Chianti proprio fedeli chiaramente al consorzio, perché poi ci sono state delle variazioni dal 68 ai giorni nostri, no? Si metteva l'uva bianca, poi si poteva mettere o non mettere, e adesso è vietato mettere l'uva bianca. E sono per proprio il Chianti qui, classico, parliamo per del il Chianti classico, nel classico. senso che il Super Tuscan è il contrario del Chianti classico, nel senso che non è che sia il contrario. I Super Tuscan sono nati perché un certo numero di cantine hanno deciso di fare, accanto al Chianti classico, che ha un disciplinare ben stabilito, come lei diceva in passato, c'erano dentro anche le uve bianche, la famosa formula inventata da Bettino Ricaso alla metà dell'Ottocento, e poi con l'evoluzione